Oggi si celebra Santa Monica. Il nome Monica ha origine greca e significa monaca eremita. Oggi, 27 agosto, si celebra nel mondo la giornata mondiale per la fine dello specismo, un'idea che concepisce gli animali come esseri inferiori, incapaci di provare sentimenti e dolore. Il termine compare negli anni 70, quando uno psicologo ritenne doveroso estendere il concetto di razzismo al di là della specie umana, fino a comprendere gli animali e tutti gli altri esseri che abitano il pianeta. Secondo la dottrina antispecista, gli esseri umani condividono la Terra con altre specie di viventi, pertanto la convivenza esclude ogni forma di violenza o prevaricazione da parte di un genere verso un altro. Esiste un vero e proprio movimento che chiede di incoraggiare un'alimentazione basata sulle risorse vegetali. Il 4 volte premio Oscar William Wyler firma la regia di una pellicola che farà la storia del genere della commedia. Il 27 agosto del 1953 esce sul grande schermo Vacanze romane, che vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn accanto al già famoso Gregory Peck. La trama è una sorta di favola di Cenerentola alla rovescia, in cui è il personaggio maschile, il giornalista Joe Bradley, a conquistare il cuore reale della principessa Anna in visita ufficiale a Roma. Resta mitica la scena del giro in Vespa, grazie alla quale lo storico veicolo della Piaggio diventa famoso in tutto il mondo. Avete sentito parlare di vasca veloce? Durante le Olimpiadi abbiamo sentito alcuni atleti associare l'aggettivo veloce al termine vasca. Esistono infatti dei parametri da tenere in considerazione affinché chi nuota possa farlo in condizioni ottimali, tra cui la scanalatura laterale della vasca. Possiamo facilmente immaginare l'onda che arriva dalle corsie ed incontra un bordo della piscina più alto del livello dell'acqua. In quel caso l'onda torna indietro e inizia a interferire con le altre onde che arrivano, creando difficoltà maggiore al nuotatore più laterale. Se invece il bordo si trova allo stesso livello dell'acqua, le onde che si formano riescono a superarlo. Buongiorno ai 12, oggi il cielo si dispone con una bella guerriglia. La bella Venere sfida niente meno che Plutone, quindi tra amore e creatività, cosa vorranno i due segni dello zodiaco che rappresentano l'Io, ovvero il Leone e l'Acquario? Scopriamoli insieme. Ariete, per voi che siete alla distanza giusta sia dall'uno che dall'altro, quindi punto di telete, potete solo di che fruire di questo aspetto molto potente che stimola molto la vostra creatività e anche i vostri sogni di gloria. Li fate anche voi. Toro, oggi la giornata è veramente molto complessa, proprio perché in amore inizia una grande trasformazione, proprio perché a differenza dell'Ariete voi siete proprio alla distanza più sbagliata, sia da Acquario che da Leone, perché siete in quadratura ad entrambi, quindi vi verrà difficile a volte accettare alcune trasformazioni necessarie che però intervengono nella vostra vita sentimentale. Gemelli, ottima disposizione per voi invece che vi prendete sia il trigono di Plutone in Acquario sia il sestile di Venere in Leone, quindi per voi l'amore diventa un gioco di creatività che però amerete fare in due, quindi di essere sia riceventi che fautori di un gioco nuovo tra voi e il partner. Cancro, voi siete alla distanza giusta per continuare a sognare ed essere un pochino più esenti dalle incombenze del reale sulla vostra vita sentimentale, che tenderebbe a essere un pochino più accettativa ed essere meno influenzata da tutta una serie di correnti un po' doverose che non potete ovviare, quindi rilassatevi, state ad osservare. Leone, ecco uno dei due segni zodiacali protagonisti della giornata, proprio perché Venere è entrata nei vostri gradi
gradi e sfida proprio Plutone dal vostro cielo, questo aspetto vuole proprio descrivere la vostra giusta incontentabilità in fatto affettivo. Proprio non ne potete più di mettere pezze laddove non vedete comunque sostegno, collaborazione. Quindi per voi inizia per adesso un processo affettivo e non, che metterà alla berlina tutto quello che non vi corrisponderà o che non vi farà stare bene in maniera molto intransigente. Vergine, e senti anche voi da questi movimenti planetari che lasciano agli altri intorno a voi un pochino di trambusto. Consiglieri e assolutamente dotati di una buona capacità di soccorso, saprete bene quanto intervenire. Le stelle vi suggeriscono di non entrare in questioni che non vi riguardano direttamente. Bilancia, per voi il cielo si dispone in maniera positiva, perché anche voi, sestile a Venere, che è il vostro pianeta, trigono all'Acquario, ma Venere è comunque il vostro pianeta, quindi cosa vuole per voi? Vuole per voi una maggiore sicurezza nell'assetto, nella strutturazione delle cose, negli affetti. Deve decidere, insomma, se la persona che avete accanto è quella giusta con cui vi vorrete accompagnare tutta la vita, e soprattutto se le soluzioni che avete adottato vi porteranno veramente a una vittoria una volta e per tutte. Scorpione, voi siete a una distanza come il Toro molto complicata, ovvero quadratura su entrambi i fronti. Quelle stelle vi ricordano che l'amore è fatto di presenza e che non è fatto necessariamente di misteri, di sotterfugi o di inganni o di bugie, per cui lo Scorpione avrà un forte bisogno di verità in amore. Sagittario, ottima distanza per voi da questo aspetto, proprio perché ne godete a piene mani. Dovete però tentare di essere un pochino meno incalzanti con il partner. A volte siete troppo esagerati e copiosi di stimoli, per cui un po' alla volta risulta anche meglio. Capricorno, per voi il cielo si semplifica, perché quello che prima vedevate come un problema adesso diventa assolutamente un particolare nello sfondo del ritrovato amore, della ritrovata serenità sentimentale che vivete. Quindi state ad osservare, e anche con la vostra proverbiale indifferenza osserverete che a volte i pianeti e gli dei litigano per i fatti loro, ma a voi non importa. Acquario, ecco il secondo segno più interessato da questo aspetto di oggi. Plutone è ospite nei vostri gradi. Cosa gli sta urlando Venere dall'altra parte dello zodiaco? Di cedere alle passioni che dovete vivere anche secondo la vostra attitudine alla vita sentimentale, perché non basta il vostro genio, a volte si deve anche solo limitarsi ad amare. Pesci, per voi ottima distanza da questo aspetto un po' pericoloso che proprio non volete intorno a voi. Questo aspetto però vi ricorda che è necessario fare dei tagli e delle trasformazioni obbligatorie, e nonostante voi siate più compassionevoli dello zodiaco, oggi tenderete a essere un po' più intransigenti. Nei campi della Pennsylvania si vede salire al cielo il primo getto di petrolio. È il 27 agosto del 1859 e quel pozzo profondo 21 metri e ribattezzato Oil Creek è il primo a essere scavato col sistema del tubing, cioè utilizzavano un tubo vuoto all'interno attraverso il quale passa il liquido, spinto in alto dalla pressione. A congegnarlo pensa Edwin Laurentine Drake, che da ex bigliettaio di battelli a vapore si ritrova in poco tempo nei panni di un businessman miliardario. Prende forma così l'industria petrolifera. All'improvviso succede qualcosa di straordinario, senza alcun preavviso. Potrebbe essere vincere alla lotteria, incontrare una vecchia amica dopo anni o ricevere una proposta di lavoro incredibile. Gli inglesi lo chiamano out of the blue, cioè fuori dal blu, e descrive qualcosa che accade all'improvviso, senza alcuna previsione.
Man Ray, all'anagrafe Emanuel Randitsky, è stato un eccezionale artista del Novecento. Ha trasformato corpi e oggetti in opere d'arte, creando opere sorprendenti. È stato amico di Marcel Duchamp e ha tentato senza successo di portare il movimento Dada in America. Celebre fotografo per i suoi ritratti iconici, ha creato oggetti paradossali come il ferro da stiro Cadeau. Nel 1925 ha esposto nella mostra surrealista di Parigi insieme a Miro e Picasso. Ha avuto una relazione con la modella Juliette Brauner, che poi è diventata sua moglie. Alla sua morte ha lasciato l'epitaffio disinteressato ma non indifferente, evidenziando il suo atteggiamento verso la vita. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra. E anche oggi l'appuntamento termina qui. Ci rivediamo domani per altri spunti, curiosità e matti da scoprire. Vi auguro una buona giornata.